Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Qui Udine, settimanale di informazione per scoprire tutto ciò che succede in città. Prendono avvio a Udine gli eventi che commemorano il Milite Ignoto a 100 anni dal trasferimento della salma da Aquileia a Roma. Per gestire un fitto cartellone di appuntamenti il Comune ha coinvolto tutte le associazioni combattentistiche e dell'Arma che operano sul territorio. Il Comune di Udine, di concerto con le rappresentanze e le associazioni d'Arma del territorio, commemora il Milite Ignoto nel centenario della traslazione della sua salma da Aquileia al Monumento del Vittoriano a Roma, attraverso una serie di manifestazioni ed eventi commemorativi programmati in città dal 23 ottobre al 7 novembre. Le iniziative ripercorrono le stesse date dei fatti storici del 1921, quando transitarono a Udine, nei pressi della chiesa di Santa Maria in Castello, 7 delle 11 salme di soldati ignoti. È stato un grandissimo sforzo, direi meglio concorso, delle associazioni combattentistiche d'Arma, i granatieri, i bersaglieri, i fanti, ecco. E poi anche delle rappresentanze dell'esercito che sono qui presenti nella nostra regione, quindi il 3° Genio Guastatori, caserma Berghins, e il comando della Brigata Alpina Iulia via Sant'Agostino. Le iniziative prevedono incontri pubblici o presentazioni di libri, proiezioni, deposizioni di corone d'alloro, mostre, uno spettacolo teatrale, oltre alla staffetta della pace e il corteo di motociclette. Noi partiremo da Aquileia la mattina, andremo a Cervignano dove c'è il treno, poi da lì verremo a Udine, faremo una sosta a Basiliano perché lì il treno quella volta si fermò perché ebbe un problema e scese anche il re. Dopodiché andiamo direttamente a Treviso perché il treno va fino lì perché deve fare rifornimento d'acqua e tutto. I bersaglieri in questa iniziativa sono organizzatori della cosiddetta staffetta Cremisi della Pace. Sì. Si tratta di 3 individui, 3 bersaglieri in congedo, in uniforme storica, 2 in carriola, la cosiddetta bicicletta storica, va bene, e un podista. La sede dell'Istituto Tecnico ITS, biblioteca, ristorante, auditorium e una piazza al coperto sono alcune realizzazioni previste dal progetto di riqualificazione dell'area ex Dormish di Udine, presentato dal gruppo Danieli alla Giunta Comunale di Udine. Parte dalla raccolta di tracce storiche il progetto di riqualificazione dell'area ex Dormish di Udine, presentato dal gruppo Danieli alla Giunta Comunale del capoluogo friulano. Si sviluppa su 30.000 metri cubi e comprende la collocazione della sede dell'Istituto Tecnico ITS, una biblioteca, una libreria, un ristorante, un auditorium, una galleria espositiva, un laboratorio dedicato sia agli studenti che al pubblico e un attraversamento che avvicina 2 parti della città ora divise dall'Edra. Stiamo parlando di inserire in questo spazio il nuovo edificio per l'ITS Malignani, l'ITS Academy, nuove tecnologie per il Made in Italy, e quindi anche una piazza dove poter far sì che questi giovani, ma non solo i giovani, anche i cittadini di Udine possano incontrarsi e possano sviluppare relazioni. Questa idea di recupero che il gruppo Danieli ci ha portato oggi qui in giunta è bellissimo, noi siamo molto contenti e dobbiamo ringraziare questa impresa privata che recupera una parte della nostra città che, ripeto, da tanti anni è in abbandono. Il nostro compito sarà quello di accompagnare con le autorizzazioni tutto questo progetto, ma anche di realizzare poi la rotonda per togliere il semaforo, l'impianto semaforico in quell'area. Ho apprezzato moltissimo il lavoro fatto dall'architetto Zitto per quanto riguarda proprio la ricostruzione filologica dell'evoluzione di questo stabilimento, che è stato un importante, elemento per la città e per la produzione, ma poi anche la capacità di rileggerlo in chiave contemporanea, ma soprattutto pensare a un brano di rigenerazione urbana che vuole essere un elemento di connessione e di interconnessione tra 2 parti della città. È in arrivo a Udine un nuovo cantiere per mettere ulteriormente in sicurezza le scuole dei Rizzi. È previsto un intervento di 230.000 euro per un nuovo tratto di pista ciclabile e l'allargamento dei marciapiedi senza ridurre il numero di posti auto. La Giunta Comunale di Udine ha dato via libera al progetto da 230.000 euro che riguarda l'area delle scuole dei Rizzi.
Prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile, l'allargamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza dei marciapiedi, il miglioramento degli spazi per l'accesso ai servizi presenti senza ridurre il numero di parcheggi per le autovetture. Andremo a fare completamente il punto di attracco, diciamo, dalla FVG1 della ciclabile, creeremo la nuova pista ciclabile di 3 metri fino a raggiungere il centro dei Rizzi, faremo di nuovo il marciapiede e soprattutto, siccome lì c'è la scuola primaria, c'è anche la scuola materna, andremo a rifare gli attraversamenti pedonali rialzati, colorati e messi in sicurezza. L'illuminazione nuova che potrà essere adeguata alle esigenze di via delle scuole, che diventerà a senso unico perché ha sia i parcheggi alla fine, 19 parcheggi, sia gli 11 parcheggi lungo la via che rimarranno. Abbiamo messo tutto a prova di disabilità, mettendo in pratica quelle che sono le ultime normative del PEBA e quindi a livello europeo per i disabili tutto il marciapiede con la ciclabile e con gli attraversamenti pedonali e l'accesso alla scuola sarà tutta a prova di disabilità, compreso anche i segnali acustici che ultimamente stiamo usando, oltre al passaggio pedonale rialzato, come dicevo, che permette anche la sicurezza dei ragazzi. Grazie all'intervento della società Danieli Officine Meccaniche SPA, a Udine saranno restaurati l'Arco Bollani e la fontana di Piazza San Giacomo, realizzata nel 1500 su disegno di Giovanni da Udine. Ne ha dato notizia il sindaco Pietro Fontanini, ricordando che la stessa Danieli ha effettuato diversi interventi di recupero di beni architettonici della città. Pulizia delle pietre, recupero e sistemazione delle parti lapidee deteriorate, trattamenti finalizzati a rendere duraturi nel tempo gli effetti dei lavori. Sarà restaurato in questo modo l'Arco Bollani in Piazza Libertà a Udine. È un'opera di un certo pregio, al sopra c'è anche il Leone di San Marco, un grande Leone di San Marco. Ha bisogno di una manutenzione straordinaria. Abbiamo ricevuto da parte della Danieli di Butrio la possibilità di fare questo lavoro con finanziamento di 30.000 euro. Abbiamo già chiesto alle Belle Arti alla Sovrintendenza l'autorizzazione che ci è arrivata e adesso partiamo con l'appalto. Oggi in Giunta abbiamo approvato in pratica il progetto di massima di questo intervento. Ed è previsto anche un ulteriore intervento in Piazza San Giacomo, nella fontana. Sì, io devo ringraziare la Danieli perché ancora una volta si dimostra molto vicina all'amministrazione comunale, ma soprattutto ai beni culturali e architettonici che questa città ha. In Piazza San Giacomo e al centro c'è questa fontana realizzata da Giovanni da Udine, su progetto da Giovanni da Udine, è una fontana del 1500, anche questa sarà oggetto di restauro da parte sempre, grazie a un contributo sempre della Danieli. La Danieli ci ha dato tantissimi aiuti, ricordo il restauro del castello che è stata l'opera più importante, ma anche le statue di Florian e Venturin che sono in Piazza Libertà, la torre dell'orologio con i 2 mori, sono tutte opere che la Danieli ha finanziato. Gli udinesi hanno promosso l'assistenza domiciliare in città, ma l'amministrazione comunale punta a un progetto che implementerà i servizi sul territorio con l'istituzione di presidi di riferimento in ogni quartiere. Il primo passo è l'introduzione della figura dell'infermiere di comunità nel quartiere Aurora. Gli udinesi promuovono l'ampio ventaglio di servizi sociali offerto dal Comune di Udine, in modo particolare il servizio di assistenza domiciliare. Su 360 questionari restituiti, il 73% del campione considerato ha giudicato molto positivo lo standard qualitativo del servizio erogato, il 21% abbastanza positivo e solo il 2% ha espresso parere negativo. Il Comune intende alzare l'asticella con l'erogazione di nuovi servizi. In ogni quartiere ci sarà un presidio sociosanitario, cominceremo dalle assistenti sociali, quindi l'assistenza sociale che è di competenza degli enti locali, cioè del Comune in questo caso, a queste affiancheremo proprio per dare un'integrazione, per dare concreta attuazione a quella che è l'integrazione sociosanitaria, a queste affiancheremo degli psicologi di comunità. Il progetto è di coinvolgere, di centrare questo progetto anche sulla infermiera
infermiera di comunità, coinvolgendo tutte le associazioni di volontariato che ci sono nel quartiere in modo tale da armonizzarle fra di loro, coordinarle. Il posto da dove cominceremo è il quartiere Aurora, una zona che per anni è stata considerata più disagiata rispetto ad altre e sulla quale pertanto abbiamo inteso impegnarci per primi, anche perché comunque lì ci sono già degli spazi a disposizione del Comune che vedono dei medici di medicina generale, gli assistenti sociali molto vicini, e lì vogliamo attivare immediatamente la figura dell'infermiera di quartiere e anche della psicologa di comunità. E per questa sera è tutto, qui Udine torna la prossima settimana. Buona serata.